L'azienda ASL 4 del Veneto Orientale è un'azienda che da anni è sempre stata molto attenta a quella di dare una risposta alle esigenze del turismo. Come abbiamo visto in questo convegno, la nostra costiera accoglie un terzo del turismo di tutta la regione Veneto. La nostra azienda ha evoluto un programma Vacanze in Salute che prevedeva un'assistenza sanitaria ai turisti per quanto riguarda l'area critica, in un programma che sempre più riesce a essere compliante rispetto a quelle che sono le nuove esigenze del turista e di questo territorio, un territorio in grande crescita, capace di attrarre sempre di più degli importanti volumi di flusso turistico, ed è per questo che la sanità sta cercando in tutti i modi di fare la sua parte in questo settore. In che modo? Attivando campagne di sensibilizzazione, di prevenzione, essendo presente con politiche di marketing internazionale, soprattutto anche con delle serate di promozione in eventi, e quindi cercando di fare arrivare sempre di più il messaggio importante che la prevenzione e la tutela della salute in un momento di svago, in un momento diciamo così di relax, può essere anche un momento opportuno per riservare un po' di tempo a se stessi e quindi a migliorare le proprie condizioni di vita. Questo sta diventando anche un motore economico attrattivo, i dati lo dimostrano sempre di più, e quindi avanti con questo dialogo importante tra turismo, sanità e territorio.